L'ossessione batte il talento, si sa, e lo farà sempre. La chiave per la vittoria sarà sempre e comunque l'ossessione. L'ossessione nel lottare su ogni pallone, nel conquistare ogni centimetro del campo. L'ossessione del gol. Siamo pronti. Da San Vito Lo Capo, amici di Sportisili, buon pomeriggio. Io sono Ludovico Campuso e questo è un altro incontro del campionato di calcio a 5, Serie C1 Girone A. San Vito Lo Capo contro Athletic Club Palermo, nel frattempo che le squadre fanno il loro ingresso in campo. Parisi c'è con impostazione, poi Pappalardo, e gira a voltaggio. Parisi, Delisi in pressione, Delisi davanti, il tiro! Una buona parata di Cammicchia, può puntare. Voltaggio, cambia lato e sbaglia e c'è l'Athletic Club Palermo che può andare in avanti. Giuliano può puntare al centro, doppio passo, Giuliano, Cammicchia, una buonissima parata del giovane portiere. Allegra pronta alla rimessa, Allegra gioca corta per il compagno, Voltaggio, destro, il tiro, palla fuori, prima occasione di tiro del San Vito. Tuzzolino può avanzare, apre per Vallecchia. Ha sempre attaccato sulla linea Vallecchia di sinistra. Lo Bianco, il tiro di punta, Cammicchia ancora. Impegnatissimo. Sempre per Lo Bianco. E poi Tuve. Aspetta i movimenti dei compagni. Serve sull'altro lato Lo Bianco. Lo Bianco in mezzo, in travaglia. Lo Bianco. L'imbucata era giusta, il tiro no. Troppo largo, non riesce a defilarsi. Ancora Pappalardo. All'indietro Allegra. Allegra con calma rallenta il gioco. Allegra l'ha giocata in mezzo. Riesce a tirare. Era più in realtà sul secondo. Voltaggio deve avanzare, chiede la pressione mio, sì, e la recupera Tuzzolino. Tuzzolino trova il gol ed è 1-0. Pam Tuzzolino 1-0 Athletic Club Palermo. Ancora una volta per il San Vito Lo Capo, ritmi serrati adesso. Allegra, finta, sinistro, Mazzola. Imparata plastica anche lui. Ci sono due grandi portieri in campo, questo è un fatto assodato. E si parte con l'Athletic Club Palermo 0-1 e può ricominciare proprio l'autore del gol di Tuzzolino. Tuzzolino va in progressione il sinistro, palla in mezzo Giuliano! E subito cominciano così 0-2. Giuliano. Restivo si allarga troppo, cerca in mezzo il pallone per Tuzzolino e poi Giuliano! E ancora una volta la mette in rete Giuliano, il numero 11, ed è 0-3. Travaglia, rincorsa lunga contro Cammicchia, si aspetta il fischio. In travaglia, respiro, il tiro e trova il gol. In travaglia 0-4. Cambio per Di Cara, Lo Bianco per Estivo. Sì. Manuele per Inzavoia, vai. Palla in mezzo, Allegra! Trova il gol. Che accorcia le distanze. 1-4. 1-4 San Vito Lo Capo. Palla repentina e il gol di Allegra, come sempre. Ancora Pappalardo. Quanto è il tempo, Carlo? Pappalardo, brutto errore. Tuzzolino può andare. Tuzzolino! E ancora Giovan Battista Tuzzolino. Pam 1-5. Sbaglia. Passaggio sbagliato e va in avanti il San Vito Lo Capo. Voltaggio, Cusenza, il tiro! Trova il gol, gli passa sotto a Mazzola. 2-5. Fischiato. Che battono velocemente, attenzione San Vito. Il tiro di Voltaggio, prende il palo! E con fortuna Allegra trova il tapin vincente ed è 3-5. 3-5, tapin vincente, grande tiro di Voltaggio, segna Allegra. Tuzzolino, prova a puntare, Tuzzolino ancora, Tuzzolino, palla in mezzo, Giuliano! E adesso la tecnica di Laga, ed è 3-6, tripletta. Tris di 11, Alessandro Giuliano. Ancora la palla lunga. Restivo, manca poco ed è finita adesso con il San Vito Lo Capo che subisce una sconfitta 3-6. Athletic Club Palermo